Buonasera a tutti ed eccomi ancora in terra d'Abruzzo, sono a Loreto Aprutino, siamo un po' in alto praticamente, sempre in provincia di Pescara. Sono sul campanile della parrocchia, adesso me lo dice Giacomo che razza di parrocchia è? Santa Maria in Piano. Santa Maria in Piano, qui a Loreto Aprutino. Grazie ad Antonio Pantalone che ci ha suggerito il problema di questo impianto e a Giacomo De Feudis che ci ha contattati e il Don ci aveva lamentato appunto il problema che questa campana mancavano un po' di manutenzione. Eccola qui la quarta, la terza, la seconda, sono controsole ma allora mi metto di qua, ecco questa è la seconda, terza e quarta sono fuse dalla Trebino ma in realtà sono fuse dalla Capanni, sono delle campane della Capanni. E l'anno praticamente, sai qualcosa per caso Giacomo? L'anno, ecco, sono state fuse nel 2000, mentre la campana grande, eccola qui, la campana grande, il campanone praticamente è del 1650 e da quello che ho capito qui c'è scritto Arte Abbati Joseph Armen Active, ma non si riesce a vedere molto, santo cielo, comunque è del 1659, dovrebbe essere, non c'è scritto, non si riesce a vedere che campana sia, ma potrebbe essere una Donati, potrebbe essere una, magari anche una Marinelli, ma non si riesce a vedere la fusione. Comunque è una campana decisamente antica. Allora, adesso Giacomo, giù di sotto mi suonerà il plenum, però attenzione, me lo suoni dalla piccola fino alla quarta. Tieni presente che la grande si mette in moto un po', quindi metti in moto quarta, terza, mentre metti in moto la seconda avvii la prima. Vai! Un po' isolato, ma qui in Abruzzo vogliono sentire quando smettono di suonare le campane il campanone che termina un po' per conto suo. Guai a sentir parlare di freno, in Abruzzo piace sentir suonare la campana maggiore che si ferma un po' dopo le altre. Eccole qua, quindi campana maggiore, seconda, terza e quarta. Adesso andiamo giù di sotto, andiamo a fare una ripresa dell'interno della chiesa, poi faremo un plenum dall'esterno e qualche melodia che Giacomo comporrà sul programmatore della Jubileum 2000. La prossima sarà Guarda Marchigiano.
La prossima sarà quella marchigiana? Sì. Va bene, ok, vedremo adesso momentaneamente. Saluti a tutti e scendiamo giù, anche perché ragazzi siamo dei pazzi, qui abbiamo pregato veramente la Santa Barbara che non facesse il temporale, perché quando fa il temporale sui campanili non ci si sta. Tiratina d'orecchie a Campanaro 67, giù, andiamo, vai, ci vediamo più tardi. Eccoci fuori, purtroppo la giornata è maledettamente peggiorata, sta piovendo, però ormai il peggio è passato, siamo scesi giù. Ecco la locandina Abbazia di Santa Maria in Piano, monumento nazionale a Civiglia. E adesso facciamo una ripresa di tutto il bel complesso da fuori, compresa la cupola. Qua, lato sud-est, il campanile, dietro il muro c'è la prima, ma adesso mi sposto. Guardate quanto è bello il campanile lassù in cima, con tutti questi ricami multicolori. Bello, non c'è che dire. Questa è la campana maggiore, questa è la seconda. Lassù in cima, ecco, tutti questi medaglioni multicolori. Infatti la chiesa praticamente è in stile gotico borgognone. Il complesso è stato completamente restaurato e, da quello che ho capito, ha subito fortunatamente pochi danni con il terremoto del 6 aprile del 2009 di L'Aquila. Questa è la bellissima cupola, particolarissima, tutta circolare con un capitellino sopra e la croce con la palla e la bandiera per il vento. Lato sud, ecco, per entrare c'è una scalinata, ci sono gli archi, poi ovviamente la facciata davanti, il campanone, la campana maggiore, e sopra, posta proprio sopra il campanone, la Madonna, appunto la Santa Maria in Piano. Eccola qua, in una piccola maiolica, costernata ovviamente di tanti, appunto, quei ricamini multicolore tipico dello stile romanico borgognone. Ecco qua. E adesso facciamo una ripresa dall'interno. L'ingresso della chiesa con questo cancello e questo portale tipicamente gotico, sembra un po' etrusco, poi magari perdonatemi, non ne so tante, però ecco, Quen foten in grembo nutrito de peravco gloria celicos pax fuit ile viris. Va bene, pazienza, non mi chiedete la traduzione, il latino non lo so. Entriamo all'interno, c'è una tenda ed eccola qua. Ho già acceso le luci ed ecco l'interno. L'interno con il tetto tutto a carena di nave. Questo è un piano sopraelevato, praticamente la cantoria. Qui dietro c'è un bellissimo affresco, ecco, in parte rimaneggiato, non è completo, però fortunatamente si è salvato. Questa è la parte, il fondo della chiesa, questa è l'entrata dove siamo entrati. Poi ovviamente cominciamo lato destro, sempre degli splendidi affreschi. Questo è un altaretto laterale, questo lo stesso, un altro, sempre il tetto, e giù in fondo
in stile napoletano, l'altare in legno. Questa è la Madonna del piano, questo è il pulpito per la preghiera, questa la Madonna con il Cristo morto. E questo un santo, a dir la verità, molto noto qui in Abruzzo, ed è San Rocco. San Rocco che viene considerato il santo degli appestati. Queste cose le so bene perché nel paese della mia mamma, a Casalbordino, il 3 di settembre si festeggia la festa di San Rocco, anche se la festa di San Rocco per antonomasia è il 16 di agosto. San Rocco viene anche definito Sanctum in Peste Patronus, perché appunto, come potete vedere sul ginocchio da lui indicato col dito, è egli stesso, per portare soccorso agli appestati, si è fatto lui stesso, ha preso la peste. Quindi Sanctus Roctus in Peste Patronus. Ecco, tutto qui, questa splendida chiesa dove Campanaro 67, assieme alla ditta Sabadini, assieme a Giacomo De Feudis, abbiamo sistemato e fatto manutenzione all'impianto delle campane. Ora dimenticavo una cosa. Questa campana che vedete qui è una campana purtroppo rotta che inizialmente stava sul campanile prima dell'arrivo delle altre 3 campane fuse appunto per conto della Trebino, ma sono della Capanni, e questa campana praticamente si riesce a vedere poco, però se non vado errato c'è scritto Fundeanten Josephi Niceli et Leovius Fasoli Teatini. Quindi questa campana praticamente è stata fusa da questi 2 fonditori a Chieti. Tenendo presente che il campanone è del 1600, qui più o meno dovrebbe essere anche questa una campana di quella annata simile. E ora è purtroppo qui perché è crepata. Bene, e adesso uno sguardo al programmatore e a Giacomo che sta facendo la programmazione. Il cuore dell'impiantino qui di Santa Maria del Piano, il programmatore digitale Jubileum Computer Bells della Trebino, ovviamente adesso gestito completamente da Giacomo Luca De Feudis, e siamo all'interno qui praticamente di questo specie di deposito praticamente, da dove c'è appunto il quadro programmatore.
Eccoci qua, sotto l'acqua, sfidato pure l'acqua. Comunque, gli ho messo un ombrello. Va bene, ci siamo. E questo era il plenum. Bene, è tutto per il momento. Per il momento il video termina qui. Alle prossime, ciao a tutti da Campanaro 67 e fra poco aspettiamo il suono delle 7 per riprendere l'Ave Maria di Lourdes, il 3451 e l'Ave Maria di Lourdes. Ed ecco il suono del 3451 più Ave Maria di Lourdes. È buio, ma ecco. Suona, sì. Sì, 4 secondi. Tenete presente che c'è la quarta campana, che c'è il martello che non funziona e quindi manca una nota, però per il momento è veramente tutto. Questa interminabile giornata è terminata, grazie a Giacomo De Feudis che è entrato a far parte della nostra squadra e una cosa l'abbiamo fatta, abbiamo salvato il campanone. Arrivederci a tutti e alle prossime, da Campanaro 67 alle prossime escursioni e ai prossimi video. Ciao a tutti!